Finisce nel fossato, tamponato da un'auto condotta da un ragazzo ubriaco che tenta la fuga, sale sulla strada e viene investito. 44enne di Noale muore sul colpo mentre andava al lavoro la scorsa notte a Quinto. Valanga in quota ad Auronzo travolge 3 sci alpinisti rimasti semisepolti, sono riusciti a tirarsi fuori dalla neve aiutati da decine di altri sciatori. Si facevano passare per carabinieri bassanesi per vendere cellulari sul web, ma era una truffa. I carabinieri di Bassano, quelli veri, hanno denunciato 3 pugliesi. Seconda visita ufficiale a Venezia da Ministro della Giustizia per Carlo Nordio, ospite dell'Unione Triveneta degli Avvocati, si è confrontato sulle riforme della giustizia programmate dal governo. Lo scontro tra la diocesi di Padova e Don Luca Favarini, il sacerdote sospeso a Divinis, e lui sui social commenta: mi sento come Mosè che dopo l'oppressione guarda avanti alla ricerca di una terra promessa. Ore di angoscia per i residenti di Torre di Quartesolo, una paratoia manomessa ha rischiato di provocare una nuova alluvione nel quartiere I Pini. Asiago nella top 10 delle località turistiche più ricercate sul web per Capodanno, le case vacanza sull'altopiano tra le più ambite, stando alle preferenze dei turisti che prenotano online. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano. Finisce nel fossato, forse tamponato da un'auto condotta da un ragazzo ubriaco che tenta la fuga, sale sulla strada e viene investito. Un 44enne di Noale è morto sul colpo mentre andava al lavoro. È accaduto la scorsa notte nel Trevigiano, lungo la Noalese a Quinto. Una dinamica letale, quella dell'incidente, sulla quale sta indagando la polizia stradale. È stato un effetto domino drammatico, per certi versi folle, quello che ha portato alla morte di Livio Babetto, 44 anni, autotrasportatore di Noale. L'uomo stava raggiungendo il posto di lavoro, la SIAD di Quinto, quando la sua Opel Meriva è uscita di strada finendo nel fossato, forse urtata da un'altra auto che si è subito dileguata. Uscito illeso dall'abitacolo, Babetto avrebbe raggiunto il ciglio della Noalese e qui sarebbe stato travolto da una terza auto, una Renault Clio condotta da una ragazza veneziana di 25 anni. L'impatto alle 3:15 del mattino è stato micidiale, con l'uomo sbalzato di alcuni metri. Inutili tentativi di soccorso da parte degli operatori del SUEM sul posto, accanto a vigili del fuoco e agenti della Polstrada, che si sono messi immediatamente sulle tracce della sospetta auto pirata. Nel corso della notte l'individuazione di un 30enne residente a Treviso, risultato positivo all'alcol test e per questo denunciato. Sotto shock la 25enne alla guida della Clio, negativa invece alla prova alcolimetrica. Una dinamica complessa con i condizionali quanto mai d'obbligo, perché va circoscritta la responsabilità di tutte le persone coinvolte. Si va dall'accusa di omissione di soccorso a carico del 30enne all'omicidio colposo in capo alla ragazza. E non solo, accertamenti saranno effettuati anche sullo stato dei mezzi e sull'illuminazione della zona attorno alla rotatoria di via Marconi e sul rettilineo che porta al distributore Vega. Qui al bar lo conoscevano tutti. Solare, socievole, scherzava con tutti, era meraviglioso, era meraviglioso. Io apro alle 5:30 e tante volte è qua alle 5:30, viene a prendere il caffè, veniva a prendere il caffè. Oppure al sabato passava qua con i ragazzi, ci veniva a salutare verso quest'ora. Livio Babetto lascia i genitori e una sorella, oltre a una fidanzata, Sara, che ha affidato a un post il suo stato d'animo. Sarà il mio angelo custode, mi manchi da morire, vorrei dirti tante cose, ma ora non posso più farlo, ti parlerò con il cuore in mano. I familiari intanto hanno autorizzato all'espianto degli organi. Non ci voglio pensare, non ci credo ancora. No. Ancora una valanga in montagna, 3 sci alpinisti miracolati. Questa mattina verso le 10 l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è decollato in direzione di Auronzo, dove tra Forcella Pogoffa e Forcella della Neve si è staccata una valanga che ha coinvolto 3 sci alpinisti a 2400 metri di quota. I 3 rimasti semisepolti sono riusciti a tirarsi fuori dalla neve da soli, aiutati da una trentina di altri sciatori, senza riportare alcuna conseguenza. Sbarcati con il vericello tecnico di elisoccorso ed unità cinofila, si sono sincerati che i presenti stessero bene e che nessuno mancasse all'appello. La valanga, che aveva un fronte di una 50ina di metri, è scesa per l'intera lunghezza del canalone. Si facevano passare per carabinieri bassanesi per vendere cellulari sul web, ma era una truffa. I carabinieri di Bassano, quelli veri, hanno denunciato 3 persone che avevano organizzato il raggiro online.
Si spacciavano per carabinieri in servizio a Bassano del Grappa per vendere online smartphone inesistenti, ma sono finiti nella rete dei veri carabinieri bassanesi. 3 uomini di Taranto sono stati denunciati per truffa continuata per aver spillato somme di denaro a una decina di vittime in tutto il Veneto fra agosto e settembre. I truffati, dopo aver versato tramite carta di credito le somme pattuite per l'acquisto di cellulari, si recavano nel comando bassanese dell'arma per incontrare il venditore e poter ritirare il telefono. In alcuni casi i truffatori avevano perfino inviato alle ignare vittime una foto di un carabiniere in uniforme per confermare la propria appartenenza all'arma. Oltre al danno, insomma, la beffa. A questo punto sono partite le indagini che hanno portato all'identificazione dei responsabili dei raggiri, accertandone le colpe attraverso i dati incrociati di tabulati telefonici e contabili. I carabinieri in ogni caso ricordano come sia indispensabile usare la massima prudenza negli acquisti online, prediligendo siti che offrano maggiori garanzie mediante modalità di pagamento protette. Sono infatti innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime. In caso di necessità reale o presunta, l'invito è chiamare senza esitazione il 112. Seconda visita ufficiale a Venezia questa mattina da Ministro della Giustizia per Carlo Nordio, ospite dell'Unione Triveneta degli Avvocati. Nordio si è confrontato sulle riforme della giustizia che sono state programmate dal nuovo governo. Non le faremo sconti, dice a Carlo Nordio la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Federica Santinon, ma con la sua nomina a Ministro della Giustizia abbiamo assistito ad un deciso cambio di passo. Ed è un cambio di passo apprezzato, a giudicare dagli applausi, l'ultimo in piedi, che hanno scandito l'intervento di Carlo Nordio alla sede dell'Unione Triveneta degli Avvocati a Venezia. Nordio ribadisce che il programma di governo prevede la separazione delle carriere di giudice e pubblici ministeri, ma che in questo momento di crisi vanno privilegiate le riforme che anche nel campo della giustizia possano incidere positivamente sull'economia. Dal punto di vista del diritto civile, l'accelerazione dei processi, la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure, e dal punto di vista penale la completa revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dall'abuso di ufficio, che paralizzano l'attività amministrativa, ispirano nei sindaci la paura della firma e quindi incidono negativamente sui diritti del cittadino e anche sulle attività economiche. Lotta alla carenza d'organico, semplificazione delle procedure, aumento del budget per la giustizia sono le grandi sfide da vincere nella riforma di un settore che sconta una contraddizione storica. La contraddizione più lacerante è che si parla di reati di apologia del regime fascista che vengono puniti in base a un codice fascista firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, mentre abbiamo un codice di procedura penale firmato da un eroe della Resistenza che è stato demolito perché è in contrasto con la Costituzione nata dalla Resistenza. Spaccio di droga a Mestre. Per garantire più sicurezza non bastano le forze dell'ordine, serve investire sui presidi sociali a partire dal personale del SERD. Questo hanno affermato questa mattina i protagonisti di un sit-in davanti proprio al SERD di Via Calabria. Servirebbe raddoppiare il personale del SERD, e questo è un compito dell'ULSS e della Regione. Servirebbe almeno mettere in campo 20 o 30 operatori di strada per prevenire e gestire le situazioni di difficoltà e accompagnarle a cambiare, no, a salvarsi da parte del Comune. E questo finora non lo si fa, anzi si fa il contrario, e questo aggrava la condizione di centinaia, migliaia di persone, delle loro famiglie e dell'impatto che hanno sull'intera comunità. Con lo scopo di lanciare un forte messaggio, questa mattina è stato organizzato un flash mob davanti al SERD di Via Calabria a Mestre. Tutte le serrande chiuse, tutti quegli spazi della città completamente abbandonati, tutti quegli spazi della città dove cittadini e cittadine sono abbandonati a loro stessi e dove... Per uscire dal tunnel, recita lo slogan, il tunnel della tossicodipendenza, e di conseguenza ridurre il fenomeno dello spaccio, una piaga difficile da eliminare.
Il problema è che bisognerebbe azzerare gli slogan vuoti, quindi quelli della repressione, dei passaggi delle volanti, dei vigili che inseguono, e cercare molto pragmaticamente di risolvere il problema. Fino adesso non si è riusciti in nessun modo, anzi vediamo che il fenomeno continua, forse si sposta 10 metri prima, 10 metri dopo, con qualche telecamera, con qualche presidio fisso delle forze dell'ordine, ma di fatto non si risolve. Serve un vero cambio di rotta e poco aiuterà, dicono i manifestanti, l'ordinanza del sindaco valida 90 giorni che vieta in una vasta zona della città l'utilizzo di bici e monopattini elettrici alle persone, si legge, non residenti nel comune, non dedite a funzioni lavorative e che non frequentano scuole. Pensiamo che insita in questa ordinanza ci sia un fondo di estremo e chiaro razzismo. Verranno fermate, se si vorrà davvero applicare questa ordinanza, solo persone di colore che destano sospetti alle forze dell'ordine. Torniamo ora sulla vicenda che ha portato alla rottura tra la diocesi di Padova e Don Luca Favrin, protagonista appunto di queste polemiche per le sue posizioni su migranti e LGBT. Ebbene, oggi è arrivata la notizia della sospensione del sacerdote. Da oggi sospeso a divinis ai sensi del diritto canonico. Inizia così il messaggio postato su Facebook questa mattina da Don Luca Favarin, in cui comunica di aver ricevuto la notizia della sospensione dal servizio sacerdotale, un provvedimento di solito impartito ai sacerdoti per gravi mancanze disciplinari. È la seconda comunicazione dell'ormai ex prete che pochi giorni fa, sempre sul suo profilo social, aveva scritto di essere pronto a lasciare la Chiesa per profondi contrasti con la diocesi di Padova. Ora l'addio ufficiale e definitivo. Sic transit gloria mundi, ma resta e resterà sempre la felicità e la forza di una vita che ci coinvolge per servire e amare con serenità e un cuore abitato dalla gioia. Scrive inoltre nel suo messaggio Don Luca: io oggi mi sento come Mosè che, spalle a un luogo diventato ormai di potere e oppressione, guarda in avanti alla ricerca di una terra promessa, prosegue Favarin, esprimendo anche il rammarico di non aver mai avuto in 20 anni una visita della Curia alla sua comunità per capirne le ragioni. Si accoglie questo in silenzio e senza rabbia alcuna, conclude poi Luca Favarin. L'articolo del diritto canonico, citato nella nota della sospensione, vieta a Don Luca di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del sacrificio dell'Eucarestia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico. Nel Vicentino ore di angoscia per i residenti di Torri di Quartesolo. Una paratoia manomessa ha rischiato di provocare una nuova alluvione nel quartiere I Pini. A Torri di Quartesolo una paratoia misteriosamente chiusa, impedendo il deflusso dell'acqua piovana, ha fatto rivivere la paura di una alluvione ancora una volta. Giovedì notte è tornata l'angoscia. I residenti dei quartieri a ridosso del fiume Tesina, che hanno impresso nella memoria quanto accaduto nel 2020, hanno temuto infatti che il disastro potesse ripetersi. Via degli Alpini, via dei Fanti sono stati ricoperti improvvisamente da diversi centimetri d'acqua, nonostante non fosse in corso una perturbazione preoccupante. Qualcuno ha cominciato a spostare le auto dai garage, qualcun altro ha allertato il sindaco per capire cosa stesse succedendo. Ho constatato la situazione e ho pensato che di controllare proprio quella paratia lì, e difatti era chiusa. Personalmente assieme a un altro paio di persone l'abbiamo aperta subito e come è stata aperta si è scaricata tutta l'acqua. Una volta scongiurato il pericolo immediato si è cercato subito di capirne le cause. Rispetto alle precipitazioni anche precedenti devo notare che nelle settimane scorse è piovuto moltissimo, non c'è stato nessun problema, quindi quella saracinesca lì è stata chiusa o la sera prima o il giorno stesso. Qualcuno l'ha manomessa. Ho fatto denuncia perché non può essere che succeda questo. Nel frattempo che le indagini facciano il loro corso, per la paratoia incriminata, tallone d'Achille della difesa idraulica, verrà migliorata la sicurezza. Nessuno aveva mai pensato di manomettere questa parte, è successo, quindi non dovrà più succedere. Allora, tranquillizzo tutti i residenti dicendo il comando di questa saracinesca è stato messo in sicurezza, videosorveglieremo la zona e comunque diciamo in questo momento nessuno può manomettere la saracinesca se non chi è addetto ai lavori.
L'assessore al verde del comune di Padova, Antonio Bressa, interviene dopo la caduta di 2 alberi e chiede ai privati di monitorare la situazione delle piante. In poche ore 2 pini caduti a terra, è bastata una giornata di piogge, prima in via Canestrini e poi in via Cernaia a Padova. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere 2 grossi alberi che si sono sradicati. Il primo episodio in via Canestrini nella notte tra giovedì e venerdì. Il pino è caduto in un cortile privato senza provocare feriti. Quello di ieri mattina invece in via Cernaia poteva avere conseguenze ben più gravi. Il pino marittimo infatti è caduto in pieno giorno in una mattinata di traffico intenso, centrando un'auto e un furgone. 4 persone sono rimaste leggermente ferite e sono state estratte sotto shock dai pompieri. Si tratta di 2 alberi piantati in 2 aree private. In particolare la situazione di via Cernaia era stata segnalata dal comune di Padova ai proprietari, chiedendo che il pino venisse potato e alleggerito. L'assessore al verde del comune di Padova, Antonio Bressa, alla luce di questi 2 gravi episodi, invita i privati a monitorare le condizioni di salute dei propri alberi. Siamo di fronte ad aree come questa private, dove comunque questi alberi hanno un'esposizione sul suolo pubblico e quindi ci possono essere evidentemente fattori di rischio per l'incolumità pubblica, come abbiamo visto in questa occasione. È importante che tutti facciano la propria parte, il che vuol dire verificare gli alberi, anche quelli che abbiamo all'interno dei nostri condomini, quelli che abbiamo all'interno dei nostri giardini. Il comune lo fa con i propri alberi, è importante che tutti partecipiamo in questa attività di prevenzione, perché se poi cade un albero nel posto sbagliato, al momento sbagliato, veramente possono esserci problemi seri per le persone e le cose, e questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a Padova, dove oggi sono state premiate dalla CNA le imprese artigiane che hanno dimostrato maggiore professionalità e innovazione nel corso dell'anno che si sta per concludere. Un ex portiere è diventato tinteggiatore, un imprenditore che progetta lampade e le esporta in tutto il mondo e sogna di aprire una fattoria didattica. 2 amiche ucraine titolari di una ditta di pulizie che hanno ospitato dei connazionali sfollati per colpa della guerra sono solo alcune delle storie premiate oggi a Padova nel corso di CNA Day 2022. Storie di grande professionalità e coraggio che raccontano al meglio l'anno che si sta per concludere e l'impatto che ha avuto nel nostro territorio. Abbiamo premiato quelle imprese, io le vorrei definire eroi, ma noi lavoriamo sempre a testa bassa, quelle imprese che hanno saputo fare innovazione, imprese che nonostante le difficoltà dell'anno hanno saputo tenere aperta l'azienda, hanno saputo mettere mano al proprio portafoglio e mettere delle liquidità in azienda per pagare gli stipendi ai nostri collaboratori, per pagare poi le tasse. Per cui oggi viene premiata quelle aziende che nell'anno 2022, pur essendo stato un anno da certi punti di vista con una certa ripresa lavorativa, ma un anno molto difficile anche per quello che è successo di trovarci una guerra vicino a casa nostra. Le imprese artigiane della CNA sono il cuore del tessuto economico della nostra provincia, nonostante il 2022 sia stato segnato profondamente dalla crisi energetica e dall'inflazione, non sono mancati i segnali di ripresa. Se andiamo a guardare in questo momento, pensate, nella provincia di Padova la produzione industriale di quest'anno supera i 36 miliardi di euro, che è di gran lunga superiore al valore che aveva nel 2019 pre-Covid. Quindi questi sono tutti segnali di una ripresa che è stata veramente dinamica. Asiago nella top 10 delle località turistiche più ricercate sul web per il Capodanno. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, possibilmente con gli amici e in una casetta sull'altopiano dei 7 comuni. A dirla una statistica raccolta grazie all'analisi di 3 milioni di ricerche nella categoria case vacanza di una nota piattaforma di ricerca online. E se Capodanno risulta essere la parola chiave più utilizzata nelle ricerche degli ultimi 2 mesi per la categoria, la montagna sembra essere la destinazione prediletta di moltissime persone anche al di fuori dei confini regionali.
Nella top 10 delle località d'altura più ricercate sul web risulta infatti al secondo posto nazionale Asiago, unico riferimento veneto in questa particolare classifica. Al primo posto c'è Roccaraso in Abruzzo, poi arrivano aree blasonate come Cervinia, la Val di Fassa e Bormio. La tipologia più cercata nella piattaforma online è quella dell'abitazione o della casa indipendente, mentre gli appartamenti vengono al secondo posto. Baite, casali, chalet e simili sono presenti nella casistica e confermano la voglia di indipendenza in questi giorni di festa. Con queste premesse le imminenti festività sembrano dover riportare l'ennesimo tutto esaurito ad Asiago e dintorni, visto che in generale è la destinazione altopiano a esercitare un grande appeal turistico. Ed ora chiudiamo con la musica, perché ieri sera si è avverato il sogno di un giovane trevigiano che potrà partecipare al Festival di Sanremo. È William Busetti, in arte Will Bus, giovane cantante di Soligo, tra i vincitori di Sanremo Giovani. Parteciperà al Festival della canzone italiana a fianco di big come Anna Oxa, Giorgia, Marco Mengoni. Will Bus, che ha anche partecipato ad X Factor, è molto seguito dai giovani su Instagram e TikTok. Ed era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo con il nostro meteo e le previsioni per le prossime ore sul Triveneto. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Torna l'alta pressione, domenica 18 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione buona, sarà decisamente soleggiato con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, spazi di sereno più ampi in quota sulle zone pianeggianti e in qualche valle possibili nebbie in particolare alla sera. Temperature in lieve calo, minime comprese tra -2 e 1 grado, massime invece tra 3 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo sereno o velato per il passaggio di nubi alte. Farà freddo nelle ore notturne con gelate sui monti e in pianura. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo qualche foschia al mattino, ma in rapido dissolvimento. A seguire tanto sole. Temperature minime intorno a -1 -2 gradi, massime tra 3 e 4 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.